Tutela della Scala dei Turchi, dalla Regione 1 milione di euro per fermare l'erosione. In particolare serviranno per sostenere le attività di monitoraggio dei fenomeni erosivi che rischiano di deturpare le pareti rocciose della preziosa scogliera di Marna Bianca di Realmonte. Le indagini specialistiche che stiamo per disporre, sottolinea il presidente della regione Nello Musumeci, dovranno dirci al più presto cosa provoca lo sgretolamento della falesia di Marna Bianca, in modo da poter affidare a esperti di altissimo valore senza indugi la pianificazione delle opere che serviranno a salvaguardare l'integrità di questo meraviglioso angolo della Sicilia. Il nostro obiettivo, spiega l'assessore regionale al territorio Totò Cordaro, è quello di compiere entro la fine dell'attuale legislatura ogni atto che serva alla fruizione corretta, sicura, confortevole e rispettosa di questo meraviglioso scenario che il mondo ci invidia. Sarebbero serviti almeno 4-5 milioni di euro, ma è un buon segnale. Se si vuole riaprire la Scala dei Turchi è necessario metterla in sicurezza, mettere in sicurezza quella che è il costone superiore che è crollato nel 2017, nel 2019 e nel 2020 e da questo ripartire se vogliamo riaprire la Scala dei Turchi. La Scala dei Turchi, come tutti sappiamo, è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Agrigento poiché è insicura. Ci deve essere un organo, un ente, che può essere il Comune, che può essere la Regione, che si fa carico di metterlo in sicurezza e si fa carico anche della sicurezza dei cittadini e quindi la Procura della Repubblica può dissequestrarla.